Sono i primi fiocchi azzurri comparsi nella Marca e in piazza Giorgione a Castelfranco addirittura con i baffi. Fiocchi che ricordano la Lega Italiana per la lotta ai tumori, ma soprattutto la nuova iniziativa dedicata agli uomini. Dopo Ottobre Rosa, per la prevenzione del tumore femminile al seno, da quest'anno si è aggiunto il 9 e il prossimo 27 novembre il mese azzurro per la prevenzione maschile del tumore alla prostata. Si è partiti dalla Castellana, dove ha sede l'Istituto Oncologico Veneto, con il camper in piazzetta dell'orologio, ma soprattutto con un po' di diffidenza da parte dei signori maschi, infranta dall'esperienza da paziente. E l'ora com'è andata? Bene, bene. Ma è invasivo? No, no, Cosa dire a chi è un po'... deve farlo perché vale la pena. Fare prima il PSA e dopo fare la visita perché insomma, salva la vita. Un controllo di certo molto intimo, ma meno invasivo di quanto si possa immaginare. Oggi abbiamo visto dei maschi di età compresa sostanzialmente tra i 50 e i 70 anni, che sono quella classe di maschi che dovrebbero proprio beneficiare della prevenzione in campo urologico per la diagnosi precoce del tumore della prostata. Un tumore che è il più frequente per incidenza proprio in ambito maschile ed è in aumento, ma soprattutto quello che stiamo vedendo è che l'età media al momento della diagnosi si sta abbassando. Quindi la prevenzione è importante ed è importante effettuarla soprattutto in età giovanile, soprattutto in quei casi in cui in famiglia si sia già verificato un caso di neoplasia prostatica. Oggi abbiamo delle tecnologie e mi riferisco soprattutto alla chirurgia robotica che ci consentono di intervenire in modo efficace e mini invasivo e quindi la diagnosi precoce aiuta a sfruttare al meglio le potenzialità di queste tecnologie. Una malattia riscontrata in modo incidentale utilizzando proprio la prevenzione ha una probabilità di guarigione che è estremamente alta, superiore al 90%.